Palazzo Valeri, la nobile sede di Credi Veneto che domina la piazza principale della città di Montagnana, è stata la location della presentazione alla stampa dell'International Masterclass, il master di perfezionamento musicale che vedrà impegnata dal 9 al 16 luglio 2011 a Montagnana Katia Ricciarelli con la sua Accademia Lirica Internazionale. Come si svolgeranno queste lezioni? Beh, innanzitutto a livello di perfezionamento, di tecnica, di insegnamento dell'opera che dovranno fare, insomma, di come muoversi, comportarsi, la regia, l'orchestra che suonerà, quindi di andare a tempo. È una full immersion che non darà loro neanche un minuto di respiro, però poi ringrazieranno. Questa collaborazione con l'Istituto San Benedetto com'è nata? È nata perché si era parlato di fare un master e poi è andata a finire che siamo riusciti, anche perché mi sono innamorata della struttura, della possibilità di far dormire i giovani, di far spendere pochi soldi, pochissimi, e insomma risparmiare tantissimo perché i soldi ce ne sono pochi e bisogna cercare di far bene con pochi. Il corso è pensato per supportare e migliorare le qualità canore di giovani talenti lirici italiani, in alcuni casi già in attività, e la selezione di accesso è quindi molto severa. L'Accademia è stata itinerante in diverse città italiane, Desenzano, Parma, Macerata, Aulla, Bardolino e ora sarà a Montagnana, e precisamente all'Educandato Statale San Benedetto. Festeggiare i 200 anni dell'istituto con un artista del calibro di Katia Ricciarelli è anche una responsabilità. Sì, è vero, è anche un evento, se vogliamo, esso stesso epocale, perché ormai Katia Ricciarelli è un'artista conosciuta in tutto il mondo. Poter allora sovrapporre o associare o camminare insieme e quindi lasciare poi anche alla storia, consegnare alla storia quest'anno con il suggello di un nome come quello di Katia Ricciarelli è qualcosa che veramente mi onora, ecco, per la mia esperienza, e che ho l'orgoglio di pensare resterà nella storia. Consideriamo assolutamente importante anche il San Benedetto stesso, perché ha una realtà di ragazzi iscritti, di attività musicali alle spalle, eccetera, che è molto importante. Con questo istituto abbiamo fatto una convenzione e quindi con un minimo di monitoraggio, diciamo, ecco, da parte del conservatorio sull'attività, le docenze, i programmi di studio eccetera dell'educandato, fa sì che si possano svolgere corsi analoghi, diciamo, per non dire gli stessi che si fanno da noi, in ragazzi appunto che rimangono quindi nel loro ambiente e che possono andare avanti negli studi musicali con il riconoscimento degli esami fatti qui magari con la presenza di un docente del conservatorio o venendo per gli esami finali nella sede del conservatorio di Padova. L'Educandato ha sempre avuto dei corsi di strumento e dagli ultimi anni abbiamo pensato di dare opportunità ai giovani dando loro la possibilità di scelta di più corsi strumentali. Ecco che abbiamo creato questa Accademia Musicale San Benedetto e siamo sempre istituto statale, sembra quasi impossibile, però noi avendo delle strutture particolari come la chiesa, le cellette, la sacrestia, l'abbiamo veramente creata dal nulla pensando a un piccolo conservatorio. Durante il periodo di formazione, i giovani artisti potranno anche alloggiare presso il convitto del San Benedetto e, alla fine del corso, gli allievi si esibiranno in piazza con l'opera Elisir d'amore di Gaetano Donizetti e in un concerto di gala presso la sede di Credi Veneto. Qui abbiamo trovato delle persone straordinarie disposte a sostenerci e che poi non è che chiediamo grandi cose onestamente, ma la possibilità di dare a questi ragazzi il modo, insomma, di capire, insomma, di perfezionarsi e di capire anche che se sono adatti a fare questo lavoro e se non cantano, se non si esibiscono, se non sono coccolati. Mi è piaciuto molto il mantenere gli impegni e le promesse, il tenere per mano, è quello che faremo noi qui e ringrazio ancora tutti coloro che ci hanno aiutati. Credi Veneto si è sempre contraddistinto per essere un grande mecenate in campo culturale e musicale. Sì, non potrebbe essere altrimenti. Credi Veneto è una banca locale che ormai già dall'anno scorso ha compiuto i suoi 100 anni e quindi non può essere non sensibile nei confronti di questa tipologia di attività, soprattutto quando questa è rivolta verso i giovani. La conclusione di questo masterclass sarà un evento in piazza, vero?
Sì, abbiamo creato, è stata una grande fatica, però ci darà sicuramente molte emozioni, un evento speciale proprio per Credi Veneto, che ci ha creduto e ci ha sostenuto in questa operazione. Faremo in piazza l'opera Elisir d'amore con l'orchestra giovanile delle Città Morate San Marco, nostra orchestra dell'Accademia Musicale San Benedetto, e insieme a un'altra orchestra, perché poi l'opera ha bisogno di più elementi orchestrali. E al termine di tutto ci sarà naturalmente la consegna delle borse di studio qui a Palazzo Valeri. Effettivamente anche qui Credi Veneto ci ospiterà proprio per la serata conclusiva, dove consegneremo ai più bravi, ai più meritevoli, le borse di studio offerte dagli sponsor generosi che sono arrivati proprio nel momento giusto. Importante per la buona riuscita dell'iniziativa è stato il sostegno economico del Consorzio del Prosciutto Veneto, della Fondazione Sandro Lucco e della società Sesa, che hanno sovvenzionato 3 borse di studio. Queste borse di studio sono offerte da enti e associazioni del territorio. Hanno risposto con tanta generosità e in velocità, e questo li ringrazio veramente. Hanno creduto in questo progetto che valorizza la cultura e valorizza i giovani proprio a Montagnana. Katia Ricciarelli è un'amica da più di 20 anni di Montagnana. Cosa le trasmette questa nostra città? Ma appena la vedo in lontananza, quando arrivo, la bellezza di questa città, queste mura sono uniche veramente. Uno si sente come abbracciato da queste mura, protetto, e vi invidio veramente che vivete qua. La serata di presentazione dell'iniziativa si è conclusa con un concerto dell'Accademia Musicale San Benedetto, a cui ha assistito la stessa Katia Ricciarelli, che ha poi voluto ringraziare i partecipanti a modo suo, ovvero con un inatteso contributo musicale. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.educandatosanbenedetto.it. Ringrazio appunto tutti coloro che hanno aiutato in questa iniziativa, che hanno aiutato me e questi giovani. Un saluto affettuoso ai giovani che parteciperanno e non saranno sicuramente delusi, e poi approfitto per salutare anche tutto il pubblico di Pianura News. Grazie.